Cari amici della Tenda TV, buon pomeriggio, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Oggi è un giorno di festa, la nostra Chiesa diocesana è in festa perché celebriamo l'ordinazione presbiterale di due giovani che, uscendo dal seminario e preparandosi al ministero sacro, arrivano a questa tappa importante per la loro vita. La tua Chiesa è in festa, Signore. Così si intitolava anche un bel canto che ci insegnava a suo tempo Don Giovanni della Giustina e che da seminaristi tutti abbiamo cantato. La tua Chiesa è in festa perché oggi si può dire che è il giorno di una vendemmia, un po' come quella che nel mese scorso si è vissuta nelle nostre vigne, nelle nostre campagne, e la vendemmia è un po' il momento della raccolta dei frutti dopo un anno intenso di lavoro, di fatiche, di sudore. Anche quando si ordina un prete, quello è un momento di vendemmia, di gioia per il raccolto, perché si va a raccogliere e a gustare un frutto dopo anni di lavoro in seminario, di studio, di vita comunitaria, di colloqui con gli educatori. Insomma, raccogliere questi frutti è davvero un'esperienza di gioia e di gratitudine al Signore. La nostra Chiesa allora oggi è in festa. Mi ricordo che Papa Luciani diceva: quando nasce una vocazione sarebbe da suonare a festa tutte le campane della diocesi. Ecco, noi oggi intanto ci accontentiamo delle campane che suonano a festa, quelle della cattedrale, qui vicino a noi, ma anche quelle delle parrocchie di origine, da cui provengono questi frutti che oggi finalmente vengono consegnati al Signore e alla Chiesa. Parlo di Don Claudio e Don Lorenzo e delle loro parrocchie, Visnà, di Vazzola e Fontanelle, ma penso anche alle parrocchie alle quali sono destinati e nelle quali entreranno fra pochi giorni. Per Don Claudio si tratta della parrocchia del Duomo di Motta di Livenza, con San Giovanni e Villanova, e per Don Lorenzo si tratta della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo ora a conoscerli più da vicino, a sentire la loro voce e anche ad ascoltare le loro emozioni ormai a pochi minuti dall'ordinazione sacerdotale. Eccoci dunque insieme ai nostri due amici, siamo sempre qui nella cappella del seminario vescovile dedicata al Sacro Cuore. In questa chiesa Claudio e Lorenzo insieme ai seminaristi hanno pregato per tanti anni e ora da qui si parte per la processione verso la chiesa cattedrale. Sentiamo allora la loro presentazione. Buon pomeriggio a tutti, io sono Don Claudio Soligon, sono originario di Visnà, della parrocchia di San Martino Vescovo, e ho 26 anni. Sono entrato in seminario all'età di 14 anni, quindi ho iniziato la mia esperienza qui dal seminario minore. E alle superiori ho frequentato ragioneria e poi il mio cammino mi ha portato a continuare il mio percorso vocazionale in teologia fino all'ordinazione sacerdotale. Io sono Don Lorenzo Cavinato, sono originario della parrocchia di Fontanelle, ho 30 anni. Dopo l'esperienza del seminario minore ho frequentato l'università a Trieste e dopo la laurea in giurisprudenza sono entrato in seminario ed ora eccomi qui. Allora la prima cosa che vi chiedo, Don Lorenzo, anzitutto poi Don Claudio, mancano pochi minuti all'ordinazione. Cos'è che passa per la vostra testa e per il vostro cuore in questi istanti? Io mi sento personalmente consegnato e anche un po' diciamo di rischiare qualcosa. Per usare un'immagine è come quando uno a poker fa all-in, cioè scommette tutto. Ecco, con oggi mi pare di scommettere tutto. Io sono molto felice di essere qui, appunto, a donare la mia vita al Signore e se dovessi usare un'immagine userei quella della montagna. Questi anni per me sono stati quasi un avvicinamento al punto di attacco per il quale ci si prepara a salire una ferrata, una montagna. E io vivo un po' questo, come il momento in cui dopo aver fatto un percorso di discernimento, dopo aver avuto alcuni strumenti, finalmente è giunto il momento di salire questa montagna per andare incontro al Signore nella strada che Lui ha scelto per me. Sarà davvero molto ricco e suggestivo il rito dell'ordinazione sacerdotale che tra pochi minuti vivremo insieme. Allora vorrei chiedervi, c'è uno di questi momenti, dei riti,
che trovate particolarmente affascinante per voi, magari che avete sempre visto da quando eravate seminaristi e guardavate in su verso gli altri che arrivavano alla tappa del presbiterato e che tra pochi istanti sarà celebrato per voi. Ecco, c'è qualcosa che vi colpisce, che volete condividere? Beh, il rito che a me ha sempre affascinato è l'abbraccio di pace, che purtroppo quest'anno vedremo solo limitatamente perché faremo l'abbraccio di pace solo con il vescovo, il vicario generale e il rettore del seminario. Però è un gesto che per me ha sempre significato molto, perché era un po' come entrare in una nuova famiglia, ecco, e quel gesto mi ha sempre aiutato a capire questo. La nuova famiglia, la mia nuova famiglia, sarà appunto il presbiterio, cioè l'insieme dei preti della nostra diocesi. Il momento del rito che maggiormente mi affascina è l'imposizione delle mani. Oltre a essere il momento essenziale dell'ordinazione, è anche un momento denso di preghiera per il silenzio che si vive. Il fatto che dopo l'imposizione delle mani del vescovo ci sia anche l'imposizione di tutti i sacerdoti mi ricorda quasi un riverbero, come se venisse rimarcato il fatto dell'ordinazione. Tra pochi istanti dunque l'ordinazione presbiterale e domani, domenica 25 ottobre, la prima messa nelle vostre comunità, nelle vostre parrocchie. Ti chiedo cosa ti aspetti per domani e che cosa chiederai al Signore per la tua gente presiedendo per la prima volta l'Eucaristia. Beh, mi aspetto una giornata di gioia piena. È la Chiesa in cui sono cresciuto, in cui ho ricevuto i sacramenti, in cui fin da bambino muovevo i primi passi all'interno della liturgia. Ecco, tornare da sacerdote domani per me sarà un momento di grande gioia. Per la mia gente sicuramente chiederò benedizione e salvezza. Domani mi aspetto un clima di preghiera, tutti riuniti attorno al Signore nell'Eucaristia. E cosa potrei chiedere alla mia gente? Beh, chiedo innanzitutto di poter vivere e seguire con gioia il Signore e la sua Chiesa, e inoltre desidererei chiedere, se il Signore vorrà donare questa grazia, di poter vedere un altro prete giovane originario dalle mie parrocchie, dalla mia parrocchia. Questo è sicuramente un bellissimo desiderio da chiedere nella preghiera e nell'Eucaristia. Mi aggancio, Don Claudio, e chiedo a tutti e due di rivolgere, anche attraverso la televisione o chi ci sta guardando sui social, un appello rivolto ai giovani e ai ragazzi perché la loro vita sia piena e bella come anche la vostra in questo momento, si vede dai sorrisi, dai volti che avete. Vi direi questo: non abbiate paura, abbiate coraggio di seguire la strada che il Signore ha pensato per voi. Non abbiate paura appunto perché il Signore non sceglie chi è capace, ma rende capace chi sceglie. Tutti noi siamo alla ricerca di qualcuno di cui fidarci pienamente, che non delude. Ecco, io l'ho trovato nel Signore Gesù, egli che dona tutto e non toglie niente. Vi auguro di fare la stessa scoperta. Grazie dunque, cari amici. Lasciamo che adesso Lorenzo e Claudio vadano a vestirsi, a prepararsi come noi tutti i sacerdoti e ci metteremo in fila per la processione verso la cattedrale. Ci accompagna già il suono festoso delle campane. Andiamo a celebrare Lui anzitutto, non soltanto e non primariamente la vostra tappa, ma Lui, il Signore Gesù Cristo, l'unico che possiede davvero un sacerdozio che non tramonta. Oggi la 30ª domenica del tempo ordinario. Alla festa della liturgia si aggiunge un ulteriore motivo di gioia per la nostra Chiesa di Vittorio Veneto. In questa Eucaristia, infatti, il Vescovo Corrado ordinerà presbiteri 2 nostri fratelli diaconi, Don Lorenzo Cavinato, originario della parrocchia di Fontanelle, e Don Claudio Soligon, originario della parrocchia di Visnà. Seguendo la tradizione testimoniata fin dall'epoca apostolica con l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, viene inserito nell'ordine sacro colui che il Signore chiama a servizio nella sua Chiesa per l'annuncio del Vangelo e la santificazione dei fratelli
mediante i sacramenti. Il ministero ordinato nella Chiesa è a servizio della crescita e dello sviluppo di tutte le vocazioni, anzitutto di quella fondamentale del battesimo, quindi delle vocazioni alla vita consacrata e alla vita coniugale, alla vita missionaria, ed è a servizio di tutti i carismi e ministeri istituiti e spontanei che nascono dal battesimo. La celebrazione che viviamo ci permette di rinnovare ancora una volta la nostra gratitudine e riconoscenza al Signore, che continua a benedire la sua Chiesa e a prendersi cura di essa. Disponiamo il nostro cuore nel raccoglimento per vivere in questa Eucaristia l'incontro con Dio Padre attraverso il suo Figlio Gesù, in una rinnovata effusione dello Spirito Santo sull'intera Chiesa e su coloro che saranno ordinati presbiteri. Accogliamo ora il Vescovo e i suoi ministri nell'ingresso in cattedrale con il canto Santa Chiesa di Dio che troviamo all'inizio del libretto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, prima di cominciare il momento della celebrazione liturgica, come primo gesto di umiltà e fiducia nel Signore, rimettiamoci alla sua misericordia e domandiamo umilmente e con verità perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensiero, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore,
Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con il ministero dei sacerdoti, concedi a questi diaconi della tua Chiesa eletti al ministero presbiterale di perseverare nel servizio della tua volontà, perché nella vita e nella missione pastorale cerchino unicamente la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegno al mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io lo ascolterò, perché io sono pietoso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Ti amo, Signore, mia forza. Viva il Signore, benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo Re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. Ti amo, Signore, mia
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti, per mezzo vostro, la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che Egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Parola di Dio. Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: Amirai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Possiamo sedere. Inserito nella liturgia della parola, inizia ora il rito di ordinazione con l'appello dei candidati al ministero presbiterale. Con questo gesto la Chiesa locale, secondo un'antica consuetudine, presenta gli ordinandi al Vescovo, il quale ne riconosce pubblicamente l'autenticità della vocazione, frutto dell'azione dello Spirito Santo. È compito del seminario vescovile aiutare il Vescovo nell'accompagnamento e nella preparazione dei futuri presbiteri, aiutandoli a scoprire i segni della chiamata di Dio. Per questo è il rettore di questo istituto a chiedere al Vescovo l'ordinazione dei candidati. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Don Lorenzo Cavinato, della parrocchia di Fontanelle. Eccomi. Don Claudio Soligon, della parrocchia di Visnà. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gesù risponde, abbiamo appena sentito, elencandone due: quello che comanda l'amore verso Dio e quello che comanda l'amore verso il prossimo. L'amore verso Dio, anzitutto, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il primato di Dio è affermato senza nessuna esitazione. L'amore per l'uomo viene per secondo, il secondo poi è simile: amerai il tuo prossimo come te stesso. Dicendo che il secondo è simile al primo, Gesù afferma che tra i due comandamenti c'è un legame strettissimo. Diversa la misura, l'amore di Dio è con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. L'amore per l'uomo è come se stessi. Come dire, la totalità appartiene e può appartenere solo al Signore. Ma l'appartenenza al Signore non può essere senza l'amore per l'uomo. Gesù aggiunge poi: da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Dipende, cioè sono sospesi. Questo riferimento unitario e totalizzante della legge e dei profeti, tutta la legge, tutti i profeti. Questo riferimento unitario e totalizzante della legge e dei profeti ai due comandamenti ci fa capire che qui non abbiamo a che fare con due comandamenti paralleli, semplicemente accostati. E neppure è sufficiente dire che il secondo si fonda sul primo, molto di più.
Il secondo rende concreto il primo. Il primato di Dio si concretizza, si rende visibile nel riconoscimento del primato dell'uomo. A proposito di questa unità, sappiamo per esperienza che sono possibili due rischi, uno per parte. Gesù ha detto di amare il prossimo come se stessi e il Vangelo impegna certamente per la liberazione dell'uomo, come no? Ma è pur vero che nella generosa lotta per difendere i diritti dell'uomo può nascere il rischio di una dimenticanza del primato di Dio, che invece deve essere affermato con tutta chiarezza. L'uomo è fatto per Dio. Ecco ciò che non va mai dimenticato, neppure là dove la povertà e l'ingiustizia sono grandi. Ma esiste anche l'altro rischio: partire da Dio e fermarsi a parlare sempre e solo di Dio. Certamente Dio va messo al primo posto, ma deve trattarsi di un Dio che proclama che il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Dio è per l'uomo. La novità cristiana e la difficoltà anche cristiana sta nel mantenere uniti questi due comandamenti. Solo mantenendoli uniti possiamo avere vita in pienezza. Il rischio di un Vangelo mal compreso invece è quello di farci smarrire l'unità inscindibile di questi due amori. Io ho presente, siate questo piccolo accenno, l'insistenza inesausta di un prete della diocesi da cui provengo, che penso abbiate conosciuto anche voi, Monsignor Fernando Pavanello, che instancabilmente diceva: questi due amori non possiamo dividerli, non possiamo dividerli. Il rischio del Vangelo mal compreso, dico, è proprio quello di farci smarrire questa unità inscindibile dei due amori. Smarrendo questa unità si smarrisce anche la capacità di amare veramente. È proprio così. Amare veramente. Amare, cioè, non solo quando il sentimento o il buonsenso umano mi spingono a voler bene a un'altra persona. È facile. Non solo quando l'emotività mi spinge ad aiutarla, anche a perdonarla. No, amarla anche quando questo amore diventa difficile e tutto mi porterebbe a mandare quella persona a quel paese. Amarla anche allora. L'amore vero è quello che mi rende capace di fare qualcosa di buono per una persona anche quando la voglia, l'entusiasmo, il sentimento non mi sostengono più. Ciò che unicamente può sostenermi è l'amore del Signore. Per questo il primato va a questo. Mi pare bello, cari Don Lorenzo e Don Claudio, che sia proprio questo il brano evangelico della messa della vostra ordinazione presbiterale. È come se il Signore vi ricordasse, nel momento in cui siete ordinati preti, quali sono le coordinate essenziali del vostro ministero. Certo, farete tante cose, ma queste sono i fondamenti, i fondamentali. Amate unitariamente Dio e i fratelli. Amate Dio per poter amare i fratelli anche quando questo amore potrà diventare pesante e faticoso. Amate i fratelli per rendere visibile e credibile l'amore verso Dio. Mi ha sempre colpito un'espressione con cui a volte viene definito un prete, uomo di Dio. Forse oggi questa espressione viene poco usata, può darsi che sia perché essa suona un po' devozionalistica o spiritualistica, e tuttavia, se ben compresa, essa contiene una profonda verità e ricchezza. Indica infatti una relazione, uomo di Dio, una relazione profondissima tra quest'uomo che sei tu, prete, e Dio. Per così dire, gli appartieni, condivide il suo modo di essere, di pensare,
di agire, che è l'amore. Hai fatto cioè esperienza di essere amato da Lui, hai corrisposto a questo amore e hai imparato ad amare come Lui. Ed è proprio per questo che, anche questa è una cosa che mi ha sempre colpito, quanti definiscono il prete uomo di Dio, ben lungi dal considerarlo una persona lontana e distaccata dagli altri, tutta orientata verso il cielo, che si dimentica quasi di guardare sulla terra, tutt'altro, ritengono perfettamente naturale. Anzi, ne sono sicuri, lo chiedono, lo esigono, che egli debba voler bene al prossimo. È ovvio. Volergli bene con quell'amore che viene da Dio. E restano profondamente delusi quando questo non avviene. Mi capita più di qualche volta, ecco, di sentire delle persone deluse, ma è un prete, è un vescovo, un uomo di Dio e non ama. Com'è possibile? Com'è possibile? Certo, ogni prete resta un uomo con i suoi limiti e le sue debolezze, e tuttavia il modo e la forma di vita con cui, cari Claudio e Lorenzo, attuerete le tante cose che il ministero ordinato vi porterà a compiere, questo stile, questa forma dovrà essere quella indicata da Gesù, quella base di ogni battezzato, di ogni cristiano. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, amerai il prossimo tuo come te stesso. Vi accompagniamo, carissimi, con la nostra riconoscente e fiduciosa preghiera, pregando perché corrispondiate senza riserve alla chiamata del Signore. Domandiamo anche insieme, con grande forza, il dono di altre risposte generose come la vostra alla possibile chiamata del Signore. Egli, dice una bella preghiera liturgica, egli sparge con abbondanza i semi di vocazione nel campo della Chiesa. Siano accolti questi semi da cuori di ragazzi e di giovani che intuiscono che Gesù li chiama a servire Lui amando i fratelli, realizzando così quell'unità dei due amori di cui ci ha parlato il Vangelo di oggi. Don Lorenzo e Don Claudio manifesteranno ora davanti al Vescovo e al popolo di Dio la volontà ad accogliere gli impegni che il ministero presbiterale comporta. Possiamo rimanere seduti. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo,
sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ci alziamo in piedi. Nel canto delle litanie dei santi chiediamo a Dio, per questi nostri fratelli, la grazia dello Spirito Santo. Al termine delle litanie, il Vescovo imporrà le mani sul capo degli ordinandi. È il gesto apostolico di trasmissione dei doni di Cristo a coloro che Egli ha scelto. Quindi, con la solenne preghiera di ordinazione che seguirà, ne verrà espresso il senso e la portata. Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei Suoi doni questi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, prega per noi. Sant'Andrea, Prega per noi. San Giovanni, San Marco, prega per noi. San Giacomo, prega per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, prega per noi. Santa Maria Maddalena, Prega per noi. Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, San Clemente, Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, Santi Ermagora e Fortunato, Sante Perpetue Felicità, Santa Agnese, Santa Augusta,
Santa Teresa Benedetta della Croce, Santi Martiri di Cristo, Sant'Agostino, San Gregorio, Sant'Atanasio, San Basilio, San Nicola, San Vendemiale, San Martino, San Benedetto, San Venanzio Fortunato, San Tiziano, San Magno, Santi Cirillo e Metodio, Santi Francesco e Domenico, San Domenico, San Luigi Gonzaga, San Francesco Saverio, San Francesco di Sal, San Giovanni Maria Vianney, San Giovanni Bosco, San Luigi Guanella, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Gesù Bambino, Beato Marco d'Aviano, Beato Luigi Tezza, Beato Claudio Granzotto, Beato Giuseppe Toniolo, Beato Luigi Caburlotto, Beato Giuseppe Puglisi, Beata Giuliana da Collalto, Beata Maria Pia Mastena, Santi e Sante tutti di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, salvaci Signore, da ogni peccato, salvaci Signore, alla morte eterna, salvaci Signore, per la tua incarnazione, salvaci Signore, per la tua morte e risurrezione, salvaci Signore,
per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Benedici questi tuoi eletti. ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli. Noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevano l'inesauribile ricchezza del tuo dono per Cristo nostro Signore.
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto, e con il loro esempio guidino tutti ad un'integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Possiamo sedere. I gesti che ora saranno compiuti manifestano la grazia e il senso del ministero ricevuto. L'abbraccio di pace, a causa del momento che stiamo vivendo, oltre che con il vescovo, sarà scambiato con l'arciprete parroco della cattedrale e il rettore del seminario, quali rappresentanti di tutto il presbiterio. Accompagniamo questo momento con i canti che troviamo nel libretto. Perché tutto ciò
Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in spirito e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.
ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. La pace sia con te E con il tuo spirito. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Ci alziamo in piedi per professare ora la nostra fede. Credo in un solo Dio, Possiamo sedere. Inizia ora la liturgia eucaristica. I nuovi presbiteri per la prima volta si uniranno al Vescovo nella concelebrazione dell'Eucaristia.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che hai posto i sacerdoti a servizio dell'Eucaristia e del tuo popolo, con la forza di questo sacrificio santifica il loro ministero e fa che produca frutti duratori nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio pontefice della nuova ed eterna alleanza e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme a tutti gli angeli e i santi cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiavo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Iziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i nostri fratelli Claudio e Lorenzo, oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa. Fa che siano fedeli dispensatori dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Con la preghiera silenziosa e con il canto disponiamoci ad accogliere il Signore Gesù, risorto e presente tra noi. L'Eucaristia sarà distribuita davanti all'altare della celebrazione, nelle navate, davanti agli altari laterali, e all'esterno si formino 4 file. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino. A tutti coloro che ci seguono attraverso la tenda TV e le frequenze di Radio Palazzo Carli, proponiamo di partecipare attraverso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai
a separare da te. Il tuo popolo in cammino
Preghiamo. Questo sacrificio eucaristico che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli, in piena comunione con te, collaborino con tutte le forze all'edificazione del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Siamo giunti quasi alla conclusione di questo rito suggestivo, importante, molto importante, non solo per i due che vengono ordinati, ma per tutta la nostra diocesi, 2 nuovi presbiteri. È un segno di speranza e è un dono di Dio. Ecco, chiediamo che il Signore ce ne conceda ancora, chiediamolo con insistenza. Ringraziamo tante persone che hanno aiutato e reso possibile questa celebrazione. Ringraziamo la Tenda TV e Radio Palazzo Carli che l'hanno irradiata a tante persone che hanno potuto così seguirla. Ringraziamo il coro della cattedrale che ci ha accompagnato nella preghiera. Saluto e ringrazio i sindaci di Vittorio Veneto e dei 2 paesi di origine di Fontanelle e di Vazzola, che sono qui presenti, e Godega anche, ecco. E voglio un grazie tutto particolare a coloro che hanno reso possibile questa celebrazione in un tempo di pandemia e di problematica assembramento e celebrazione. La Protezione Civile, un grandissimo grazie, che sono resi disponibili con tutto il cuore, e Giulio, il signor Giulio di Salsa, che ha coordinato, nomino solo lui ma ce ne sarebbero molti altri, che ha coordinato insieme con Don Graziano tutto l'ambaradan di questa organizzazione. Davvero un grande grazie, un grande gesto e senso di riconoscenza. Chiediamo la benedizione del Signore su questi 2 nuovi presbiteri, Lorenzo e Claudio, sulle loro famiglie, certamente sulle loro parrocchie e su tutta quanta la diocesi, oltre ovviamente su tutti voi che avete partecipato. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito, perché possiate adempiere generosamente la vostra missione di presbiteri. Egli vi renda nel mondo servi e testimoni della sua verità e del suo amore e fedeli ministri della riconciliazione. Faccia di voi dei veri pastori che distribuiscono il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Per le necessità del caso non c'è rinfresco, però facciamo una fotografia con i nuovi ordinati e con le loro famiglie che li hanno accompagnati, seguiti, sostenuti in tutti questi anni. Grazie. Raccomandiamo a tutti i fedeli di restare seduti e di attendere le indicazioni degli addetti alla sicurezza che cureranno le modalità per un regolare deflusso. Vi raccomandiamo inoltre di evitare ogni assembramento, allontanandovi rapidamente dal sagrato della Chiesa, utilizzando sempre la mascherina e mantenendo anche all'esterno la distanza di almeno 1,5 metri.